Marco Goldin, un omaggio in arrivo al celebre pittore Monet. Lo spettatore che cosa si deve attendere da questo suo terzo spettacolo dedicato alla pittura? Lo spettatore si deve lasciare andare, attendere un racconto molto particolare della storia di Claude Monet, della sua vita, della sua opera naturalmente, con un uso sicuramente importante di tecnologia, però è una tecnologia mai fredda e sempre legata alla sensazione della poesia, e quindi si deve attendere soprattutto un grande equilibrio tra parole, immagini e musica. La musica, come sempre nei miei spettacoli, avrà un ruolo assolutamente non ancillare ma determinante. Per quanto riguarda la tecnologia, prima ha parlato di una tecnologia ancella della poesia. Quali effetti dobbiamo aspettarci? Abbiamo questo palcoscenico costruito, un palcoscenico molto largo che ci porterà a lavorare solo in grandi teatri, perché abbiamo bisogno di un palcoscenico almeno da 13-14 metri, con uno schermo da 10 metri di base, sono quasi 6 metri di altezza, due macchine rotanti con un diametro, l'una da 2,5 metri e l'altra da 2 metri, che hanno l'EDUOL alle spalle, che si rivolgeranno con i musicisti verso il pubblico oppure no, e poi una panchina sotto a questo grande schermo, e quindi una costruzione veramente importante dal punto di vista produttivo. Come mai la scelta di Monet e in futuro ci sarà spazio anche per un artista italiano? Allora, Monet è sicuramente il primo grande artista di cui mi sono occupato dal punto di vista monografico, quando ho cominciato a fare a fine anni 90 anche mostre di carattere internazionale. Ho fatto delle cose dedicate finora in teatro alla storia dell'impressionismo, ovviamente Van Gogh è il cuore del mio lavoro da questo punto di vista, e volevo celebrare in un modo diverso rispetto a una mostra il centenario della morte di Monet, che cadrà il 5 dicembre del 1800, è morto nel 1926, quindi cadrà l'anno prossimo, 5 dicembre 26. Un artista italiano non lo so, in questo momento penso piuttosto anche ad altri artisti stranieri che mi catturano molto, mi prendono molto, magari meno famosi di Monet naturalmente, ma io credo che almeno per 2 anni parleremo di questo spettacolo che girerà molto in tutta Italia, e proveremo a portarlo anche all'estero, poi vedremo.